tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 20 giugno. Come al solito le agenzie di stampa, l'Ansa.it su Conte che invia la letterina all'Unione Europea, equilibrio tra stabilità e crescita, si chiede di aprire una fase costituente, ridisegnare regole comuni, si ribadisce la volontà di dialogo, discussione sul decreto crescita, rinviato in commissione, fonti Lega assicurano solo un passaggio tecnico. Poi la maturità, Ungaretti e Sciascia tra i temi anche dalla Chiesa. Oggi la prova di italiano, tra le tracce Ungaretti Staiano Sciascia, Montanari Bartali dalla Chiesa, gli ultimi due in testa nelle scelte. Polemica Montanari Salvini, poi vediamo. E poi ancora in primo piano Rai, doppio incarico di Foa, la maggioranza si spacca in vigilanza, ok al testo dei 5 Stelle con voti di PD e Liberi ed Eguali. Di Maio dice via la politica dalla Rai. E poi ancora Feltri contro Camilleri, PD e social all'attacco. Il nome del direttore di Libero, primo nei trend topic di Twitter. Polemica politica e social per Vittorio Feltri. Il direttore di Libero in un editoriale, pur riconoscendo la mirabile arte di Camilleri, se la prende con Montalbano. L'unica consolazione per la sua dipartita è che finalmente non vedremo più in TV Montalbano, un terrone che ci ha rotto i coglioni almeno quanto il fratello Zingaretti, segretario del PD, il peggiore del mondo. Parole che provocano la replica del PD, bla bla bla. Sempre dalla prima pagina poi dell'Ansa in questo momento, omicidio Vannini, indagato l'ex comandante della stazione di Ladispoli. Per un test consigliò a Ciontoli di coprire il figlio. È la storiaccia terribile questa, favoreggiamento e falsa testimonianza sono i reati per i quali ha indagato l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli Roberto Izzo sugli sviluppi della morte di Marco Vannini. Notizia riportata dal Messaggero. Secondo un test, Izzo avrebbe consigliato ad Antonio Ciontoli, condannato per aver sparato a Vannini, di prendersi le responsabilità dello sparo e coprire così il figlio Federico. Marco Vannini morì dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola nella villa dei genitori della fidanzata a Ladispoli il 17 maggio 2015. Per la morte di Vannini, condannata in secondo grado l'intera famiglia della fidanzata. Il capofamiglia Antonio Ciontoli, ex sottufficiale di Marina ed ex 007 a 5 anni, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico a 3 anni. La famiglia Vannini ha fatto ricorso in Cassazione giudicando le pene troppo leggere. L'ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli è stato chiamato in causa da un suo amico, Davide Vannicola, che avrebbe raccontato che Izzo, appunto l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, gli avrebbe rivelato che a sparare a Marco non sarebbe stato Antonio il papà, ma il figlio Federico Ciontoli. Al momento del ferimento, risultato fatale anche perché i soccorsi furono attivati con ritardo, era presente in casa tutta la famiglia Ciontoli e la fidanzata di Federico. Vannicola, dopo aver riferito questa sua versione in TV a Le Iene, l'ha anche confermata ai PM, aggiungendo che Izzo avrebbe consigliato a Ciontoli di prendersi la colpa e coprire il figlio. Una ricostruzione smentita da Izzo che ora è indagato. Gli inquirenti avrebbero sentito anche altri testimoni per vagliare la versione di Vannicola. Furono le Iene a fare un ottimo servizio su questa vicenda, così come hanno fatto un ottimo servizio sulla questione della strage di Erba, e noi avremo oggi in studio qui Azuze Marzouq, che è tornato in Italia da poco e che è una delle vittime di quella strage di Erba. Ha perso la moglie, ha perso il figlio di 2 anni e mezzo e nella strage è perita anche la suocera, e oltre che una vicina di casa, come tutti ricorderanno. Ma ne avremo modo di parlare in termini molto ampi con lui e anche con voi, se volete intervenire più tardi nel corso di Onda Libera dalle 10:35 circa. Sarà qui con noi in studio, ma è la prima intervista da quando è tornato in Italia, la prima conversazione direi di Azuzo Marzouq. Alle 10:35 di oggi qui su RPL, digli di stare calmo, aggredita un'ex ragazza Presidente America. Una nuova aggressione la scorsa notte ha preso di mira i ragazzi del Cinema America, l'associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il cinema in piazza. Mentre la Germania restituisce all'Italia una testa romana, non attuale ma antica, risale al secondo secolo d.C., e Sarkozy è processato per corruzione, la prima volta nella storia della Quinta Repubblica francese.
L'ex presidente Nicolas Sarkozy nei guai giudiziari. Dopo la bocciatura degli ultimi ricorsi, l'ex presidente francese verrà processato nell'indagine sui sospetti di corruzione di un alto magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel caso delle intercettazioni telefoniche. È la prima volta nell'intera storia della Quinta Repubblica francese che un ex presidente viene processato con l'accusa di corruzione. Infine, le 3 strisce dell'Adidas non sono un marchio distintivo. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Unione Europea dopo il ricorso dell'impresa belga Shoe Bending Europe, ritenendolo privo di qualsiasi carattere distintivo. Cioè non è sufficiente mettere 3 strisce per avere un carattere distintivo. Il titolo cede in borsa all'1,3%. Mettiamo un occhio anche sull'adnkronos.com. L'apertura dell'ADN Kronos in questo momento è sulla lettera all'Unione Europea, la maturità, la seconda prova, poi Toti Carfagna, coordinatori di Forza Italia, e il tetto di 240.000 euro per gli stipendi CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. È l'annuncio del ministro Bonafede dopo il vertice a Palazzo Chigi. Entro dicembre riforma dei processi e del Consiglio Superiore della Magistratura. Entro dicembre riforma del processo civile e penale per dimezzare i tempi dei processi. Una riforma in cui si dovrà inserire anche il Consiglio Superiore della Magistratura e la meritocrazia, che deve avere uno spazio centrale nella carriera e per ambire a ruoli apicali in magistratura, ha detto il ministro della Giustizia Bonafede dopo l'incontro a Palazzo Chigi a cui ha preso parte Di Maio, ma anche la ministra Giulia Bongiorno. Nell'idea di riforma CSM c'è il tetto a 240.000 euro per lo stipendio dei consiglieri. I cittadini non possono avere un'idea di privilegio non giustificato, ha detto Bonafede. Sui tempi del processo saranno stabiliti nella riforma, ci saranno regole per farli rispettare, altrimenti conseguenze disciplinari. Intercettazioni, abbiamo deciso di tenerle in un altro provvedimento. Le intercettazioni e il Trojan sono fondamentali, ha detto Bonafede. Il vertice è stato molto positivo, dello stesso avviso anche Matteo Salvini, che ha detto vertice positivo. C'è Di Battista nei 5 Stelle, se si torna al voto mi candido, e poi vediamo anche un primo piano dell'agenzia Agi.it, che apre in questo momento con l'Italia che potrebbe mettere il veto sulla riforma del fondo salva stati europeo, e poi alcuni moderatori di Facebook che hanno rotto il silenzio per raccontare quello che hanno visto, e YouTube sotto inchiesta sui contenuti per bambini. Mentre Chernobyl, storia di una catastrofe annunciata, una serie televisiva di successo ha riportato alla memoria il peggior incidente nucleare della storia in Ucraina nell'86, una tragedia che, adottando anche noi la filosofia della serialità, racconteremo a puntate, scrive Agi.it. La prima è una necessaria premessa scientifica sul funzionamento di un reattore. Sono stimolanti i titoli di prima pagina dell'agenzia Agi.it, mentre l'Olanda incrimina 4 persone per l'abbattimento del Boeing MH17, 3 russi e un ucraino, ma Mosca nega ancora, così l'agenzia Agi. Adesso diamo uno sguardo come al solito alla pagina Facebook di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In primo piano un post di 8 ore fa. Dopo mesi di cure amorevoli, recuperato in fin di vita dalle persone straordinarie che gestiscono l'oasi del Randagio, Lazzaro, un cane, ha ricominciato a camminare aiutato dal carrellino. Stupendo, con pazienza, dedizione e tanto affetto si può ottenere tutto. E poi Talia, dimessa dall'ospedale, la mamma, ora è il momento più complesso, domani in piedi per la prima volta. Che cosa è successo? È nata senza una tibia, a 2 anni costretta a subire 3 grossi interventi per iniziare a vivere come gli altri bambini. Allora meriti tutto l'affetto del mondo, forza piccola grande Talia, scrive Matteo Salvini. E ancora scorrendo la pagina Facebook di Matteo Salvini, vediamo cosa troviamo andando in giù. Benvenuto mister, col Milan sempre nel cuore, nuovo allenatore. E poi vaffanculo vai via. Ieri davanti al Colosseo 2 senegalesi hanno insultato e spintonato agenti della polizia locale impegnati a controllare e fermare venditori abusivi. Questi delinquenti sono stati arrestati e condannati per direttissima, come prevede il decreto sicurezza bis per chi aggredisce le forze dell'ordine e i pubblici ufficiali, pene severe, tolleranza zero. E poi Washington, la visita negli Stati Uniti. Ho avuto il piacere di incontrare anche Grover Norquist, abbiamo letto l'intervista l'altro giorno, storico analista americano, uno degli ideatori della rivoluzione fiscale di Trump negli Stati Uniti. Gli ho chiesto informazioni sulle esperienze americane. Abbiamo ribadito che l'unico modo per far ripartire i consumi e l'economia in Italia è il drastico taglio delle tasse, con la flat tax. Meno imposte significano più soldi nelle tasche degli italiani, più investimenti, più crescita. Solo così
Il paese riprende a correre e poi Marina Nalesso e il crocifisso al TG2. Polemiche contro la giornalista perché avrebbe fatto un inno al sovranismo. Secondo qualche radical chic, indossare il crocifisso fa impressione, scrive Salvini. Sì al velo, no alla croce, siamo alla follia. E ancora un abbraccio agli ultimi 4 vincitori del concorso Vinci Salvini, li trovate in pagina. Poi la maturità, lo storico dell'arte Tommaso Montanari. Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva ad infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio, che lasci ogni incarico pubblico e chieda scusa all'Italia. Aveva scritto Montanari un post di questo tipo: si può dire che il maestro Shakespearelli era un insopportabile mediocre al cinema inguardabile e che fanno senso gli alti lai della Firenzina genuflessa in lutto in orbace ai piedi suoi e dell'orrenda Oriana. Dio l'abbia in gloria con porte sante e quel che ne consegue, amen, ha scritto Montanari, una cui frase è finita nel tema di maturità. E sempre dal primo piano della pagina Facebook di Matteo Salvini, felice e orgoglioso di aver mantenuto la parola, rifinanziata la legge speciale per Pietrelcina. Ancora una volta siamo riusciti a passare dalle parole ai fatti. Spero di tornare in un paese che mi ha colpito per la sua bellezza e spiritualità. Il paese di Padre Pio, che è venerato da tutti ma proprio tutti in Italia. Qualche minuto insieme a voi, sono 9 minuti e 46 secondi, non so se li avete già sentiti, li sentirete comunque su RPL. E poi sulla RAI si devono e si possono tagliare i mega stipendi, ridurre le produzioni esterne, ridimensionare lo strapotere degli agenti che dettano contratti e palinsesti. È stata depositata una risoluzione della Lega e intendiamo andare avanti. Stipendi più bassi, meno produzioni esterne e gli agenti che dettano contratti e palinsesti vanno sforbiciati. Ci mancava Don Barcone, un prete che dietro il centralino che diffonde bufale sui naufragi. Ne ha parlato il giornale di questo bel soggetto e poi buona fortuna ragazzi per la maturità, altri 2 minuti e mezzo dagli amici di scuola.net. Ecco la mia notte prima degli esami. Andate su Facebook e vi fate raccontare da Matteo Salvini qual è stata la sua notte prima degli esami. Mentre Luigi Di Maio cosa ci racconta? Ci racconta che domani mattina, cioè oggi alle 8 tra 20 minuti, vi aspetta in diretta su Radio Kiss Kiss. Buona serata. E poi ci hanno attaccato in ogni modo, hanno profetizzato l'apocalisse. Ecco i dati reali. In Italia ci sono più persone con un lavoro, soprattutto di qualità, perché aumentano anche i contratti stabili che danno la possibilità di progettare la vita. Questo è il senso di tutto, specie per i giovani. Progettare un futuro. Ecco come stiamo cambiando il paese con il decreto dignità. Scrive Di Maio, e questo è un messaggio che dovrebbe arrivare alle male lingue, che dicevano tra le altre cose che con questo decreto avremmo distrutto l'Italia. Forse abbiamo distrutto il loro giocattolo, quello dei precari e degli sfruttati. Prossimi passi, giù le tasse, lotta agli evasori, subito il salario minimo, perché è inaccettabile ci siano milioni di persone che prendono ancora 3 o 4 euro all'ora. Siamo un paese civile, esiste il lavoro, ma non a qualunque costo e non a prezzo della dignità. Record nel lavoro, più 376.000 nuovi dipendenti rispetto al 2018, più 223.000 persone con un contratto stabile, livello massimo della serie storica, più 138.000 posti di lavoro tra gennaio e marzo 2019. Fonte Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL, scrive Di Maio, godendo di questi numeri ovviamente. Oggi in commissione di vigilanza RAI, scrive ancora Luigi Di Maio, abbiamo evidenziato l'inadeguatezza del doppio incarico in RAI da parte del presidente Foa. Nessuna polemica o ostilità, abbiamo detto le cose come stanno. La RAI è la TV dei cittadini e non dei partiti. La politica ha messo le mani sulla RAI da troppo tempo, gli italiani hanno pagato un canone sempre più alto per avere cosa in cambio? Informazione asservita a logiche di potere e clientelismo. Ora basta, scrive Di Maio, è ingiusto che gli italiani continuino a pagare un canone per un servizio condizionato dai partiti, è ingiusto che paghino per tenerla in piedi così. La RAI ha enormi potenzialità, bisogna spezzare il legame con i partiti. Il Movimento 5 Stelle ha già depositato una legge in questo senso, a prima firma della collega Liuzzi. Siamo pronti a discuterla subito. Il servizio pubblico è dei cittadini che pagano il canone, non dei politici. L'obiettivo è premiare il merito e la trasparenza, non tenere in piedi un carrozzone da Prima Repubblica. Diamo il via alla riforma, è nel contratto di governo, oppure tagliamo il canone ai cittadini. Delle due l'una, altre direzioni non ci sono. Lasciamo con questo anche Luigi Di Maio e andiamo ai nostri amati quotidiani cartacei, quella bella roba novecentesca che ci troviamo tra le mani
e che ci lascia l'inchiostro sulle dita. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con 2 miliardi per Bruxelles. Di che si tratta? Si tratta del Presidente del Consiglio Conte, che è pronto a rispondere all'Unione Europea sui conti dell'Italia, scrive il Corriere della Sera. La ricetta, presentata ieri in Consiglio dei Ministri, finirà sui tavoli dell'Europa, prevede tagli alla spesa per 2 miliardi, scrive il Corriere in prima pagina. Siamo determinati ad evitare la procedura, siamo convinti della nostra politica, dice il Premier. Lega e 5 Stelle continuano intanto a sfidarsi sul decreto crescita e il Presidente della Repubblica Mattarella invita al dialogo per il bene del Paese. Sul fronte politico, fra i pentastellati, è arrivata ieri sera in diretta TV l'annuncio di Alessandro Di Battista: se si vota io sono pronto a scendere in campo. E questo è il sommario dell'apertura del Corriere della Sera. Poi tensioni sul decreto crescita, la Lega ottiene l'autonomia, scrive il Corriere della Sera. E poi ancora Forza Italia, all'ora della svolta, Toti e Carfagna coordinatori, la scelta di Berlusconi. Mentre di spalla c'è il procuratore di Milano Greco, Francesco Greco, che fa un discorso nordista. Il caso CSM visto dal nord ci sconcerta, noi al nord non facciamo così. Il ricordo è per il procuratore Walter Mappelli, scomparso nell'aprile scorso, ma poi il procuratore Greco parla del caso CSM. È un mondo che non ci appartiene, che non appartiene soprattutto ai magistrati del nord e che vive negli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana, il che è più o meno abbastanza vero. Fate tutte le precisazioni del caso, i distinguo, eccetera. Mentre per la maturità prova doppia, oggi il debutto dopo i temi: legalità, giustizia, conoscenza, un po' di storia, niente sulle donne. La nuova maturità ha debuttato ieri con la prova scritta di italiano, oggi latin greco per il classico e matematica fisica allo scientifico. Poi c'è una lunghissima, sono 2 pagine intere, pensate, conversazione di Gian Antonio Stella con l'attore e regista veneto Marco Paolini, che nel 2018 tamponò e uccise una donna in un incidente sulla autostrada A4 Milano-Venezia. Io l'incidente non riesco a perdonarmi. Una donna morta, il senso di colpa. Marco Paolini spiega come cambia un'intera vita. Inizia a pagina 1, volta a pagina 20, prosegue a pagina 21 la enorme, lunghissima intervista di Gian Antonio Stella a Marco Paolini. Non riesco a perdonarmi di avere ucciso una donna. Non ero al telefono, è stata una negligenza. La parola omicida stradale mi perseguita. Spero di avere il tempo per potermi riscattare. Ho scritto alla famiglia della vittima, non ho ricevuto risposta. Capisco, lo avrei fatto anch'io. Poi ho scelto il silenzio. Se avessi fatto un altro mestiere sarebbe stato meglio. Mi sono chiesto se fossi stato ancora credibile. Lunghissima l'intervista, sparata in prima pagina sul Corriere della Sera con una firma di peso, Gian Antonio Stella. Mentre sempre dal Corriere della Sera chiudiamo con il caffè di Massimo Gramellini, che ci porta a un bel paese in mutande. Letteralmente, cosa è successo? Che il Presidente del Consiglio ha parlato a Napoli con un tizio, un avvocato, in mutande, da un balcone all'altro. Questa immagine dà il polso, il ginocchio della situazione, scrive Don Massimo Gramellini. Un tizio in mutande che conversa amabilmente col Presidente del Consiglio affacciato al balcone di fronte. Il degrado sociale non c'entra. La scena si svolge in uno dei quartieri più eleganti di Napoli, vista sul Vesuvio, e sulle mutande del tizio, che si presenta a Conte come un collega, avvocato civilista in pensione. Il problema non è quello che dice, gli segnala una legge dispersa nei meandri parlamentari, ma come lo dice, senza provare il minimo imbarazzo per il suo abbigliamento e neanche il minimo sospetto che ci sia qualcosa di cui imbarazzarsi. Sono cresciuto in un mondo governato dall'Istituto della Vergogna, il napoletano scuorno, dove la mancanza di decoro non era ancora considerata sintomo di democrazia. La portinaia si vergognava di avere le mani bagnate quando la salutavi, strofinava frettolosamente le mani sul grembiule. Lo zio, con la quinta elementare, si vergognava di non avere studiato abbastanza, ingurgitava libroni per recuperare. Il pensionato del piano di sotto, scrive Don Massimo Gramellini, si vergognava degli abiti pieni di toppe e aveva cura di tenerli sempre puliti. Una vitaccia, conclude Don Massimo, piena di complessi, di sensi di colpa e di dignità. L'avvocato in mutande non ha di questi scrupoli, o forse voleva mostrare al Premier come si sentiranno gli italiani dopo l'aumento dell'IVA. A pagina 5 abbiamo il servizio su questo signore, l'avvocato Raffaele
Capasso, il quale appunto per parlare col Premier dice: sono corso sul balcone ed ero senza pantaloni. È l'avvocato protagonista del video con Conte. Voltando pagina invece abbiamo la bella storia di Marcello Foa, presidente della RAI, che spacca la maggioranza, o meglio si spacca su di lui la maggioranza, Movimento 5 Stelle e PD contro il suo doppio ruolo, sia la risoluzione per rimuovere il presidente da RAI-Com. Di Maio difende la scelta. Con un'intervista del Corriere della Sera, Massimiliano Capitanio della Lega, giornalista, deputato, capogruppo della Lega dal 2018 in Commissione di Vigilanza RAI, non deve dimettersi, il problema è la nomina e allora sfiduciamo Salini. I 5 Stelle contraddittori. È nata una nuova maggioranza PD 5 Stelle ieri in Commissione di Vigilanza RAI, ma no, risponde il deputato leghista. Si tratta di uno schieramento sorto in modo casuale. Tutto parte da una fibrillazione di campagna elettorale, una questione di principio, non condivisa neanche da tutto il Movimento 5 Stelle. Il mio omologo grillino Gianluigi Paragone non l'ha interpretata diversamente. La risoluzione è passata, Foa non credo che si dimetterà. La risoluzione non lo obbliga alle dimissioni. Invito a riflettere sul fatto che se lo facesse e non risultasse incompatibile, come dicono, ci sarebbero conseguenze peggiori. Una cosa è dire che 2 incarichi sono incompatibili, un'altra è dire che il CDA ha operato contro lo statuto, perché non è vero. Nessuno vuole mettere la RAI in difficoltà, tutto evolverà in modo positivo, dice ancora Massimiliano Capitanio, altrimenti dovrebbero rimettere il mandato anche i consiglieri Coletti e Rossi che sono nel CDA di RAI Pubblicità, un'altra società. Il governo Conte ha proposto Foa come presidente della RAI nel luglio scorso, come sapete, e poi è diventato presidente anche di RAI-Com. Il CDA ha approvato la nomina di Foa a presidente di RAI-Com e su questo c'è stata la questione dei 5 Stelle. Il 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per rendere sorteggiabili i membri del CDA della RAI. Noi, dice Capitanio, come Lega siamo favorevoli a mettere paletti, ma che siano di qualità. Il sorteggio è uno strumento che non appartiene alla democrazia, ma al gratta e vinci. Non si possono sorteggiare deputati, ministri o membri del CDA. La politica è fatta di responsabilità e di scelte. Mi pare la riproposizione del principio uno vale uno che ha già mostrato i suoi limiti. I 5 Stelle vorrebbero abolire anche la commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza ne ha dimostrato l'inutilità facendosi approvare una proposta di risoluzione. Non solo, si è appellato a un ruolo di surroga della vigilanza al Movimento 5 Stelle nei confronti del CDA della RAI, che la commissione non deve avere. E non è l'unica contraddizione dei 5 Stelle. Se i 5 Stelle, prosegue Capitanio, pensano che l'incarico di Foa sia illegittimo, dovrebbero sfiduciare l'amministratore delegato Salini che glielo ha conferito e ne ha ribadito la legittimità qui in commissione. Intanto Capitanio ha presentato una risoluzione per tagliare i compensi in RAI. Vogliamo discuterla al più presto? Siamo pronti a emendarla e integrarla, dice Capitanio. Come vede il biografo di Salvini, questa è la definizione di Roberto Poletti, alla guida di Uno Mattina? Vedremo se saprà tenere alti ascolti e qualità. Questo conta. A proposito, l'approdo di Lerner va malissimo. Spero si sia capito che la solita minestra non paga più, dice Massimiliano Capitanio in questa lunga intervista al Corriere della Sera. Mentre andiamo brevemente alle altre questioni. Nel CSM umilianti logiche romane, ha detto il procuratore di Milano Greco. L'Associazione Nazionale Magistrati dice parole che non rendono merito ai magistrati. Quel mondo che vive nei corridoi degli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana non ci appartiene, ha detto Francesco Greco, un chiaro cognome del nord greco, come tutti sanno. Poi il magistrato precisa che ha usato la parola nord, giusto appunto, in senso metaforico, come dire una metafora. Il nord come luogo della virtù, peggio ancora. Indagini più brevi, pagelle per i magistrati, tetto stipendi nel dossier. Sulla giustizia, il piano di Bonafede, i paletti di Bongiorno in retroscena, per cui ce ne freghiamo perché sono tutte balle messe lì per caso o quasi. Mentre, scoperta incredibile, se ne occupa Francesco Montefiori da Parigi. Ai francesi piace Salvini, incredibile a dirsi, i francesi ci amano, non ricambiati, Salvini e Le Pen sono i leader in vetta, cioè ai francesi piace Salvini, agli italiani piace Le Pen, ancora di più di quanto non piace ai francesi Salvini, ma Salvini è il primo della lista fra quelli che piacciono in Francia. I francesi amano molto gli italiani, hanno simpatia il 64%, mentre gli italiani solo il 25% degli italiani per cento ama i francesi. Insomma, i francesi ci amano non ricambiati.
Salvini e Le Pen i leader in vetta. Matteo Salvini è il politico più apprezzato oltralpe, anche se le bocciature doppiano i consensi. Il premier Conte si ferma al 18%, Salvini al 19% di apprezzamento, Luigi Di Maio al 15%. Mentre a proposito di Francia, Sarkozy va a processo per corruzione, è la prima volta di un ex presidente, fatali le promesse a un magistrato. Ma guarda un po', come in Italia. Nicolas Sarkozy, sospettato di aver corrotto 5 anni fa un magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, per avere informazioni riservate sulla propria situazione giudiziaria. L'ex presidente era oggetto di indagine per i suoi rapporti con Gheddafi prima delle elezioni del 2007. Il procedimento si terrà a Parigi nei prossimi mesi. La data non ancora fissata, scrive il Corriere della Sera, dal quale traiamo poi un'altra notizia, un paio per la pagina degli esteri, una battuta sui maiali cinesi che manda in fumo gli affari della banca svizzera UBS, ira della Cina contro il rapporto del capo economista UBS. La banca lo licenzia in un rapporto sull'impatto dell'epidemia suina esplosa in Cina sui mercati. Paul Donovan, capo economista della banca svizzera UBS, ha scritto: quanto è importante questa situazione importa se sei un maiale cinese. La battuta ha fatto infuriare i cinesi, Donovan è stato licenziato. Le società hanno deciso comunque di boicottare la banca svizzera. E un'altra storiaccia viene da Londra, invece, la lady londinese che finisce nei guai per il suo software spia. Si tratta di Jana Peel, 45 anni, nata a San Pietroburgo, ha studiato a Londra, comincia la carriera nel mondo della finanza, si dedica all'arte, direttore esecutivo della Serpentine Gallery di Londra. Le dimissioni sono arrivate dopo che il Guardian ha rivelato che la società NSO, nella bufera per aver commercializzato un software che si insinua in WhatsApp ed è usato dai regimi dittatoriali, è controllata da una società i cui comproprietari sono proprio la Peel e suo marito. È un intrigo internazionale che ha portato alla caduta della regina delle arti di Londra, la direttrice della Serpentine Gallery di Hyde Park, la più prestigiosa galleria della capitale britannica. Si è scoperto che Jana Peel, una delle figure più rappresentative della scena culturale londinese, era anche comproprietaria della società informatica israeliana che produce un software spia usato da regimi dittatoriali per mettere sotto controllo i dissidenti. Sempre dal Corriere, poi torniamo alle nostre cose domestiche. Madame Furto e il tweet di Salvini, la ladra rom plurincintata, che si è ricavata anche l'ultima volta dopo aver cumulato 25 anni di condanne da scontare perché era incinta. Basta figli, ha detto Salvini, per questa ladra. La borseggiatrice è stata scarcerata dopo l'11ª gravidanza. Il ministro dell'Interno ha scritto: ora non deve più restare incinta. Rom bosniaca, già arrestata 40 volte con un carico di 25 anni di reclusione. Naturalmente polemica su Matteo Salvini per questa questione della ladra rom. A proposito di Salvini, però, a Lampedusa c'è da informa anche la Sicilia, il quotidiano locale. Sbarco fai da te, beffata la linea di Salvini con la Sea-Watch a guardare al largo lo sbarco. Mai come oggi si fugge da guerre e persecuzioni. 70 milioni di persone nel 2018, lo ha detto l'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, che fornisce numeri impressionanti e prende di mira, tanto per cambiare, la politica migratoria italiana. La stretta sulle ONG, dice l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, provoca l'aumento dei morti in mare, però sono diminuiti, chissà com'è. In questo quadro l'Alto Commissariato ha lanciato un appello perché venga aperto un porto alla Sea-Watch 3, ONG tedesca che possiede l'imbarcazione che da giorni naviga tra Libia e Lampedusa con 43 migranti a bordo, dopo che l'Italia ha autorizzato lo sbarco solo di donne incinte, bambini e malati gravi. E mentre il comandante denuncia i soliti problemi a bordo, disidratazione eccetera, l'ONU teme che tornino in Libia, considerata un porto non sicuro perché c'è la guerra. Nel frattempo, appunto, c'è stato che il fatto che 45 migranti sono stati recuperati sotto costa a Lampedusa dalla Guardia Costiera e Guardia di Finanza e portati all'hotspot. Sarebbero originari di Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Sbarco fai da te, beffata la linea di Salvini. A proposito della linea di Salvini, dopo la pausa vediamo la linea di Salvini sul settimanale Oggi, la vedete qui, la linea inteso in senso fisico. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Eccola qua, la linea di Salvini. Qualcuno potrà dire che non è esattamente invidiabile, qualcun altro potrà invidiarla per altri motivi. Salvini sempre più desnudo. Il settimanale Oggi, il vice premier resta in mutande, stavolta non è solo, ma con la compagna Francesca Verdini. L'hanno beccato nella casa al mare, 5 anni fa a letto con la cravatta verde Lega, oggi sul terrazzo con i boxer verde Esercito, in mezzo alla conquista dei consensi e del cuore e dei baci. Di Francesca Verdini scrive Marianna Aprile, che poi fa la politologa da Lilli Gruber, evidentemente, dopo aver visto le mutande, di sé aver commentato le mutande di Salvini, è titolatissima a commentare appunto i fatti della politica. E la fidanzata appena sveglia gli ruba la felpa. Salvini in mutande che annaffia i fiori nella casa al mare di Recco della famiglia. Molto bello questo servizio, molto belle anche le mutande di Salvini. E andiamo a Salvini che attacca Montanari. La maturità è un caso politico, scrive in questo caso il Corriere della Sera in cronaca fiorentina. Un testo del critico Montanari, che ama tanto Salvini, Zeffirelli e la Fallaci, è finito tra i temi della maturità. Ostrega, il governo fascista che utilizza uno scrittore per fortuna democratico e antifascista come autore per la maturità. Il vice premier dice: ha insultato Zeffirelli, lasci gli Uffizi, lui chi grida al regime, ma il regime gli ha messo sulle sue frasi nel testo della maturità. La questione è molto interessante e la affronta in modo interessante Vittorio Sgarbi. La traccia sul testo di Tommaso Montanari, storico dell'arte, il cui brano è stato selezionato per uno dei temi della maturità, fa esplodere la polemica. Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen, ma quando arriva a infangare Fallaci e Zeffirelli siamo al delirio, ha sbottato Matteo Salvini sullo storico dell'arte Montanari, che poi scrive anche sul Fatto Quotidiano. Almeno non ci accuseranno di non essere aperti e democratici. È una traccia che rispetta la pluralità. La scuola è di tutti, ha commentato il ministro Bussetti, ministro dell'istruzione. La replica di Montanari: non so quale sia l'onore più grande, questo lo scrive Il Tempo di Roma. Essere scelto per la maturità mi fa molto piacere, ha detto Montanari. Il regime ha scelto la sua frase, ma essere attaccato da Salvini è una medaglia, ha detto il critico d'arte. Vittorio Sgarbi interviene nella querela, intervistato dal quotidiano Il Tempo. Non c'è più logica, dice Sgarbi, è stato da noi in settimana, un tema affidato a un antagonista che ritiene fascista il governo di Salvini. Dalle tracce sarebbero da eliminare i viventi, vale per tutti, me come lui. Cosa non è logico? Che uno come Montanari, che ritiene fascista il governo, che insulta Fallaci, insulta Zeffirelli, debba essere chiamato come autorità in una traccia di esame scritta nel modo più sgrammaticato del mondo, piena di anglismi, in un linguaggio modaiolo. Prendere un personaggio come Montanari è la prova di come gli uffici del ministero funzionino male, dice Vittorio Sgarbi al Tempo di Roma. Sarebbe stato più opportuno scegliere un testo di Manzoni o Gioberti per parlare del rapporto fra storia e futuro. Ci sono 1000 testi importanti di autori, anche longhi, zeri, briganti. Non capisco perché scegliere un vivente, Montanari, per lo più uno violentemente critico che ritiene fascista il governo. Così non ci accusano di antidemocrazia, dice il ministro Bussetti. Ma è una democrazia che certo oggi va riconosciuta, risponde Sgarbi. Se Salvini polemizza con Montanari, non si può dire che quello attuale sia un governo fascista. Il testo di Montanari poi era brutto e banale. Le altre tracce semplici, c'è stato un certo richiamo all'introduzione dello studio della storia che è importante. Io avrei fatto quella sull'eredità del Novecento, mentre
Andiamo sempre in cronaca agli altri temi. L'autonomia, intesa sulla sanità, ma rimane il nodo politico. Oggi un vertice Stefani-Conte e Salvini dice ci sarà l'accordo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il Ministero del Sud cala la scure leghista sull'ipotesi, questo dal Corriere del Veneto. Poi vedremo sul tema dell'autonomia anche sulla Stampa messa giù un po' più dura. Sulle navi a Venezia, invece, ma distanti da San Marco, è intervenuto il sindaco di Venezia Brugnaro, il quale ha detto non mi fido più di Toninelli, lo riporta la Nuova di Venezia e Mestre, mai vista tanta protervia per Venezia, chiederò a sto punto la protezione dell'UNESCO. Il ministro Centinaio ha osservato più le navi si allontanano, più a rischio il business. Mentre per chiudere, da Prato arriva lei di sicurezza in giunta, controllava i capannoni cinesi, il nuovo sindaco Biffoni presenta la squadra. C'è anche la vigilessa, simbolo della lotta all'illegalità. Il governo di Prato, scrive il Corriere Fiorentino, torna ad avere un assessorato alla sicurezza. Le deleghe sono affidate all'ex vigile che era addetta ai controlli delle aziende cinesi Flora Leoni e lei, il vero nome nuovo della giunta Biffoni, che ieri ha presentato alla città la squadra dopo il mandato ottenuto al ballottaggio. Una scelta politica chiara a scatenare curiosità, l'esclusione dal governo del vice sindaco uscente Faggi, che assumerà un ruolo di regia. Ma lasciamo Prato e andiamo invece in Sicilia. C'è un capitolo giustizia prima della Sicilia andiamo a Bologna, perché oggi c'è un capitolo giustizia molto, molto denso. Ne parleremo peraltro anche in Onda Libera, come vi ricordo, perché partiamo dalla strage di Erba, caso a tutti gli effetti, con tutta evidenza ancora non risolto, è evidente, dopo 3 sentenze e il giudizio della Cassazione. Risolto da un punto di vista giudiziario, ma da un punto di vista sostanziale e di fatto assolutamente no. Ne parleremo anche con Azoud Marzouk qui in studio, è la prima conversazione che fa da quando è tornato in Italia, e l'ha fatta perché qui si è cercato di dare spazio ai fatti. Anche lui a un certo punto ci racconterà che era fin dall'inizio convinto che i due, Olindo e Rosa, non fossero gli autori della strage, e per diversi motivi poi invece ha anche manifestato opinioni diverse. Ce lo racconterà lui. Potrete parlare con lui, dialogare, intervenire, chiedergli tutto quello che volete, e comunque torneremo su questa vicenda giudiziaria. Una vicenda giudiziaria invece che si è chiusa con una tragedia a Bologna è quella del delitto Poli. Valeriano Poli aveva 34 anni, fu ucciso nel 99 sotto casa. Appena sceso dall'auto cade in un agguato. L'assassino sparò 8 colpi di pistola. Alcuni mesi prima Valeriano Poli, che faceva il buttafuori, rimase coinvolto in una rissa davanti a una discoteca. Ci fu un ferito. 20 anni dopo i fatti, cioè praticamente quest'anno, Stefano Monti viene accusato per una goccia di sangue sugli stivaletti della vittima e un video amatoriale di un battesimo girato una ventina di giorni prima del delitto. Il DNA del sangue è risultato riferibile con certezza a Stefano Monti. Il video ha consentito di accertare che il 21 novembre la vittima, Poli, indossava le stesse scarpe, non ancora sporche di sangue. Il contatto tra omicida e vittima è dunque successivo. Il movente è stato individuato in una vendetta dopo la lite fuori dalla discoteca. Prima della morte Poli era preoccupato, aveva ricevuto minacce e intimidazioni. Ho i giorni contati, confidò a chi gli era vicino. Uno scenario che ha portato a contestare la premeditazione alla